Emergono nuovi particolari nell'inchiesta che ha coinvolto l'ex governatore Cuffaro, con presunti intrecci tra affari e politica, concorsi pilotati, nomine e imprese favorite. Cirillo afferma la Democrazia Cristiana, gente per bene, ma la Vardera pensa a una mozione di sfiducia, insorgono le opposizioni alla regione. La scuola e i giovani agrigentini contro le truffe, io non ci casco, ha fatto oggi tappa alla scuola Anna Frank. Il colonnello De Tullio consegna attestati a militari distintisi per prontezza e abilità operativa. Battaglia vinta per la ONG Mediterranea, approdati tutti a Porto Empedocle i migranti dopo la diffida che intimava di portarli a Livorno. L'assessore Vullo annuncia avviso di democrazia partecipata, sbloccati 6 milioni di euro destinati alla rigenerazione urbana di Monserrato e Villa Seta, ma Roberta Zicari tuona meno tagli di nastri e guardare al degrado della città. Troppe filiali bancarie hanno chiuso i battenti, Sicilia a rischio desertificazione e banche, altri disagi per i siciliani, allarme della CISL. 13 comuni dell'Agrigentino sanzionati dalla Regione non hanno presentato la relazione dei sindaci. Impegno delibero consorzio per la viabilità, bando per l'affidamento di manutenzione straordinaria di alcune strade. Concorso alla Guardia di Finanza per ampliare l'organico dei finanzieri. Ben trovati dalla nostra redazione, emergono nuovi particolari dall'inchiesta che vede coinvolto l'ex presidente della regione Salvatore Cuffaro. Sentiamo. Emergono nuovi particolari dopo la richiesta di arresto che ha generato il terremoto politico che ieri ha colpito il centrodestra con quel presunto comitato d'affari occulto, così lo definisce la procura di Palermo, con l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, adesso numero 1 della Democrazia Cristiana, che avrebbe insieme a Saverio Romano e Carmelo Pace, il primo deputato di Noi Moderati, il secondo parlamentare regionale, gestito una vera e propria rete di clientele, di posti di potere, appalti, tangenti e assunzioni, con la presunta consegna di tracce a coloro che dovevano sostenere prove concorsuali. Secondo la procura, dalle mani di Totò Cuffaro sarebbero passati anche i soldi di una tangente destinata ad un altro indagato, il direttore generale del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale, Giovanni Giuseppe Tomasino, che avrebbe favorito le imprese segnalate secondo l'accusa da Cuffaro. La sua lunga militanza politica lo avrebbe reso capace di condizionare l'indirizzo politico-amministrativo della regione siciliana, sono le parole usate dal giudice per le indagini preliminari Carmen Salustro. Le indagini, come detto, già ieri coinvolgono in tutto 18 indagati. Tra le imprese sostenute da un'azione politica in loro favore sarebbero state quelle dell'imprenditore Alessandro Vetro di Favara, che per gli inquirenti avrebbe versato soldi a Tomasino e in un'occasione li avrebbe consegnati a Cuffaro e al capogruppo della DC Carmelo Pace, che, sostiene la procura, esercitavano influenza per aver accordato sostegno e appoggio anche politicamente. Secondo gli inquirenti, Totò Cuffaro avrebbe inciso sulle nomine dei dirigenti, dei funzionari pubblici regionali e negli enti amministrativi di maggiore rilevanza nell'ambito di settori strategici quali la sanità, gli appalti, le opere pubbliche. Le vicende sotto inchiesta riguardano l'appalto per le pulizie all'ASP di Siracusa, il concorso per 15 posti di operatore sociosanitario al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo e gli appalti del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale, che dipende dalla regione siciliana. Dichiarano tutti estraneità ai fatti e fiducia nella magistratura, e in particolare Carmelo Pace ha comunicato in via cautelativa di essersi
viene subito dimesso dalla commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia di cui è componente. E tensioni si sono registrate all'Ars dopo la notizia dell'inchiesta con la richiesta di arresto. I deputati regionali di PD, Movimento 5 Stelle hanno abbandonato l'aula e durissima è stata la reazione di Ismaele Lavardera di Controcorrente. Ha detto: non ci può essere spazio per l'attesa di un verdetto, deve immediatamente intervenire il presidente della regione mettendo alla porta la Democrazia Cristiana e togliendola dalla sua giunta. Non è immaginabile, dice Lavardera, che continuino a governare l'isola con questi presupposti. E poi conclude: per questa ragione ho già chiesto a tutta l'opposizione di presentare insieme una mozione urgente di sfiducia. E così conclude il leader di Controcorrente. E si schiera con Totò Cuffaro. Stefano Cirillo, segretario regionale della Democrazia Cristiana in Sicilia. Ritengo doveroso, afferma, esprimere alcune riflessioni con rispetto. La Democrazia Cristiana, afferma, è oggi un partito composto da donne e uomini per bene, che credono nei valori della solidarietà, della legalità, dell'impegno per il bene comune. Chi conosce davvero Totò Cuffaro, aggiunge, sa che è un uomo che ha affrontato con dignità le proprie responsabilità, che ha pagato per i propri errori e che oggi dedica la sua vita con serietà e passione ad un progetto umano fondato sui valori cristiani e sociali che da sempre contraddistinguono la nostra tradizione. La scuola e i giovani agrigentini al fianco degli anziani contro le truffe. Io non ci casco. Il progetto del comune di Agrigento e dell'assessore Marco Vullo ha fatto tappa oggi alla scuola media Anna Frank. Oggi primo appuntamento del progetto Io non ci casco, nipoti digitali, proprio qui all'Istituto Anna Frank, dove avremo anche una testimonial che racconterà la sua esperienza. Iniziamo con il progetto Io non ci casco, Anna Frank prima tappa, successivamente gli altri 4 istituti comprensivi della città, perché il taglio che quest'anno abbiamo voluto dare a questo progetto Io non ci casco, promosso dal Comune di Agrigento grazie ad un finanziamento del Ministero degli Interni per il tramite della Prefettura di Agrigento, a cui va il mio ringraziamento. Avremo il coinvolgimento non solo delle scuole ma anche delle associazioni presenti sul territorio, della Chiesa, quindi della Caritas diocesana che ci darà il proprio contributo. In tutti gli incontri avremo la presenza delle forze dell'ordine, quindi della polizia, dei carabinieri, guardie finanze e polizia postale, che ci darà un importante contributo rispetto all'odioso fenomeno delle truffe online. Quest'anno il taglio è avere l'opportunità del nipote digitale. Saranno proprio i nostri nipoti digitali che cercheranno di coinvolgere il più possibile i nostri nonnini affinché non incappino in questo odioso fenomeno delle truffe, e saranno proprio loro i protagonisti, grazie al fatto che tramite l'applicazione App Città di Agrigento avremo l'opportunità di ricevere dei file multimediali registrati proprio dai ragazzi che daranno dei consigli utili ai propri nonni. E non solo questo, partirà anche una campagna legata a Disegna una truffa, e quindi sarà un progetto che verrà fatto nelle classi e poi pubblicato nell'app di Agrigento, e alla fine lo premieremo per cercare di informare il più possibile i nostri nonnini affinché possano evitare di andare a finire in queste truffe che sono presenti non solo nella città di Agrigento ma a livello nazionale. È un fenomeno ormai gravissimo che dobbiamo cercare di combattere. Si combatte attraverso l'informazione, e i nipoti digitali sono secondo me un'importante chiave di volta per poter arrivare il più possibile ai nonni ed evitare questo. La dottoressa Teresa Russo è la referente del progetto Io non ci casco. Finalmente il primo incontro con gli alunni qui all'Anna Frank di Agrigento. Sì, buongiorno. Oggi iniziamo il nostro primo incontro con gli istituti scolastici, coinvolgendo i ragazzi ad essere, diciamo, a rappresentare i nipoti digitali. È un inizio sicuramente grandioso, perché già noi abbiamo ricevuto messaggi audio dai ragazzi per mandare consigli ai propri nonni. L'aspetto più importante che dà, diciamo, novità all'attività del progetto è proprio questo scambio intergenerazionale tra i nipoti e i nonni, questo responsabilizzare, l'aspetto di responsabilizzazione che daremo ai ragazzi per poter aiutare i propri nonni ad evitare le truffe e i raggiri.
Siamo presso la scuola Anna Franchi con Gioacchino Alfano nella sua qualità di dirigente amministrativo scolastico. Oggi la prima tappa del progetto Io non ci casco è proprio presso l'istituto Anna Franchi di Agrigento. Siamo onorati di essere, diciamo, gli apripista di questa iniziativa, un'iniziativa alla quale abbiamo collaborato col Comune per la realizzazione. È un evento importante. La scuola diventa un ponte tra generazioni ed avvicina gli alunni, i nostri ragazzi e i loro nonni. Oggi, in un'era quanto mai tecnologica, riuscire a tutelarsi dalle frodi tecnologiche e informatiche è importantissimo. E questo è l'obiettivo del progetto Io non ci casco. Fare in modo che i nostri ragazzi diventino alleati dei loro nonni per riuscire a resistere a una tecnologia che diventa via via sempre più invasiva. Ecco, lei oggi farà una testimonianza su ciò che è successo a lei, facendo anche un appello ai tanti anziani, nonni, a non cadere nella trappola. Sì, allora io ho avuto una telefonata da parte di questi individui che sono dei truffatori dell'inganno, però sono stata così brava perché avevo visto delle trasmissioni a non caderci, infatti io non ci casco, ho chiuso il telefono e ho detto di non richiamare più. Allora voglio dire a tutti di non cascarci, perché dobbiamo stare attenti, perché la loro arma è la parola che vogliono incuterci paura e fretta. Invece noi dobbiamo essere molto più furbi di loro, dobbiamo aspettare, informarci e non condividere nessuna cosa. Conferiti oggi 3 attestati di compiacimento del comandante della Legione Carabinieri Sicilia a militari del comando provinciale presso la sede del comando di Agrigento. Il colonnello Nicola De Tullio ha consegnato 3 formali compiacimenti del comandante della Legione Carabinieri Sicilia, generale di brigata Ubaldo Del Monaco, a militari distintisi per elevata professionalità, prontezza operativa e spirito di servizio in occasioni che hanno consentito di scongiurare gravi conseguenze per l'incolumità delle persone. I riconoscimenti sono stati attribuiti al capitano Alberto Santino, comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento, all'appuntato scelto Antonio Bugea, addetto alla sezione radiomobile della compagnia di Agrigento, per il provvidenziale intervento effettuato la notte del 27 maggio 2025 sul viadotto Spinasanta, dove un giovane, oltre al guardrail in bilico a circa 35 metri di altezza, minacciava di togliersi la vita. Ancora al vice brigadiere Francesco Paolo Venerio, addetto alla sezione radiomobile della compagnia di Licata, per il tempestivo soccorso prestato libero dal servizio ad un minore finito accidentalmente in piscina e già privo di sensi. Il generale del Monaco, nel manifestare il proprio compiacimento, ha voluto sottolineare l'elevato senso del dovere, la prontezza operativa e il coraggio dimostrati nelle circostanze dai militari, valori che incarnano pienamente lo spirito dell'Arma dei Carabinieri. E c'è stata anche una operazione di controllo delle stazioni e dei passeggeri, questa volta da parte di Polfer. Viaggiare sicuri è stato l'obiettivo di una serie di controlli straordinari nelle stazioni ferroviarie della Sicilia. Lo scorso 31 ottobre, gli agenti della Polizia Ferroviaria sono stati impegnati nella giornata dedicata all'operazione organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria e finalizzata ad incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite. Gli agenti, con l'ausilio delle unità cinofile anti-esplosivo ed antidroga della Questura di Palermo, hanno effettuato i controlli, equipaggiati di smartphone di ultimissima generazione, per verifiche più rapide sulle persone e sui documenti, e di metal detector, per gli accertamenti sui viaggiatori e i loro bagagli. L'attività, a livello regionale, è stata coordinata dalla sala operativa compartimentale della Polfer, che ha dislocato le pattuglie nelle aree più sensibili dei diversi scali ferroviari siciliani e secondo le necessità operative del momento.
Si sono concluse nella notte a Porto Empedocle le operazioni di sbarco delle 92 persone che erano a bordo della nave mediterranea della omonima ONG. Tra loro vi sono 31 minori e una donna incinta. Il porto assegnato per lo sbarco delle autorità italiane, ricordiamo, era quello di Livorno, ma la nave ha disatteso le disposizioni e ha fatto rotta verso la Sicilia. La Procura dei minori di Palermo aveva chiesto al Ministero di competenza di poter fare sbarcare solo i minorenni, spiega la ONG. C'è stata notificata una diffida da parte della Capitaneria di Porto Empedocle che intimava alla nave mediterranea, successivamente allo sbarco dei soli minori, di riprendere la navigazione con i restanti migranti a bordo verso Livorno. Adesso sono tutti qua. E c'è un nuovo avviso di democrazia partecipata al Comune di Agrigento e lo rende noto l'assessore Marco Vullo. Marco Vullo, assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento, comunica alla cittadinanza che è stato pubblicato all'indirizzo web del Comune l'avviso pubblico, per l'anno 2025, attraverso la democrazia partecipata, con un importo massimo individuato di 8.000 euro. Annuncio con soddisfazione che siamo alla seconda edizione di questo utile strumento di democrazia diretta e dal basso che vede coinvolti cittadini e associazioni, che si chiama Democrazia Partecipata, dice Marco Vullo. Gli aventi diritto possono scaricare l'avviso dal link www.comune.agrigento.it entro le ore 24 di giorno 20 novembre e possono presentare un solo progetto, utilizzando la scheda progetto ritirata all'ufficio protocollo del Comune nei giorni di ricevimento al pubblico. L'importo da poter spendere per questa annualità è di 8.000 euro, su varie aree tematiche: ecologia, ambiente, decoro urbano, sanità e ad altre aree come previste dall'avviso. La scheda progetto compilata deve essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo: servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it. Possono presentare l'istanza i cittadini residenti che abbiano già compiuto i 16 anni, i gruppi informali e le associazioni con sede operativa o legale ad Agrigento. Gli stessi possono presentare proposte nell'ambito dell'applicazione della legge regionale sulla democrazia partecipata ed attenersi minuziosamente alle prescrizioni del bando. Parliamo ancora di Comune di Agrigento perché la Corte d'Appello di Palermo ha accolto integralmente l'appello del Comune, riconoscendo il pieno diritto all'erogazione di finanziamenti regionali destinati alle opere di riqualificazione e urbanizzazione dei quartieri di Monserrato e Villasetta per un importo complessivo di oltre 6.200.000 euro. Si tratta di risorse inserite nell'accordo di programma integrato Monserrato-Villasetta riguardanti interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, arredo urbano e sistemazioni ambientali, oltre a risanamento geologico e ambientale di Monserrato. Ristrutturazione e adeguamento dei campetti sportivi del Parco del Mediterraneo a Villaseta e completamento delle infrastrutture e degli spazi pubblici dei quartieri interessati. La decisione dunque annulla il decreto con cui la Regione siciliana aveva revocato le somme già assegnate. E sempre in tema di Comune di Agrigento e di città di Agrigento, il consigliere comunale Roberta Zicari interviene sul degrado della città. Villaggio Mosè, zona via Sirio, è abbandonata e lasciata a se stessa, afferma. Che si facciano subito le bonifiche, si creino orti urbani al posto di piantagioni di bottiglie di vetro o che si avvinino le prescrizioni esecutive del piano regolatore e si faccia costruire chi ne ha diritto, che si creino delle piattaforme per conferire vetro e plastica in cambio di buoni spesa o soldi, che si mettano le telecamere per controllare il territorio. Degrado porta degrado, afferma Roberta Zicari. Gli agrigentini, conclude, non meritano di vivere nel degrado. Il sindaco deve occuparsi della città reale, che è fatta di vetri rotti, di scariche abusive, non di tagliare nastri. Adesso parliamo di economia. Troppe filiali chiudono ed è forte in Sicilia il rischio di desertificazione per le banche, è un grido d'allarme che lancia la CGIL. Le banche continuano a chiudere.
Da gennaio a fine settembre 2025 altri 268 sportelli hanno cessato la loro attività. A certificare l'allarme, il report dell'Osservatorio sulla desertificazione bancaria della Fondazione FIBA della CISL, elaborato su dati Banca d'Italia e Istat al 30 settembre 2025. La Sicilia dunque non si sottrae alla revisione commerciale del sistema bancario. Pure da noi spira forte il vento della desertificazione. 1 milione di cittadini è a forte rischio esclusione sociale. Il 20% della popolazione residente nell'isola ha un rapporto complicato con le banche per assoluta mancanza di istituti di credito nei luoghi di residenza, o per un'offerta che quotidianamente va ad assottigliarsi. I disagi che non possono essere attenuati dal semplice ricorso all'internet banking. La nostra regione occupa infatti il terzultimo posto della speciale classifica nazionale con una percentuale media di utilizzo del 35%, contro il 67% della provincia di Trento, il 66% della Lombardia, il 65% del Veneto. In Sicilia lo stato di difficoltà viene acuito da penalizzanti ed endemiche carenze infrastrutturali e da una popolazione residente che, peraltro, vede sempre più crescere la curva degli anziani. Nello scorrere le cifre, l'indice di desertificazione parziale vede le province di Messina, Enna, Palermo, Agrigento, Trapani e Catania occupare le posizioni medio-basse della classifica. Migliore invece l'offerta finanziaria nelle province di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta. Unicredit e Intesa San Paolo sono gli istituti di credito che hanno chiuso più sportelli. Il risico, dice il segretario generale nazionale First CISL Riccardo Colombani, sta modificando la geografia del sistema bancario italiano. 13 comuni della provincia agrigentina sono stati sanzionati dalla regione siciliana per la mancata produzione della relazione annuale dei sindaci per il periodo 2023-2024. La sanzione, diversa per ognuno degli enti locali ritardatari, riduce di fatto il trasferimento regionale ai comuni relativo alla quarta trimestralità del 2025. Questo è l'elenco dei comuni interessati a questo provvedimento: Aragona, Calamonaci, Camastra, Casteltermini, Lampedusa e Linosa, Lucca Sicula, Naru, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Velice, Sciacca e Villafranca Sicula. Adesso parliamo di criminalità, perché Agrigento è tra le città più sicure dell'isola, mentre in testa per pericolosità c'è Catania, seguita da Palermo. È il risultato di un'indagine condotta dal Sole 24 Ore. Agrigento, città sicura e con poca criminalità, guadagna il 97° posto, mentre è Catania con il suo 23° posto, su 106. La provincia con l'indice della criminalità più elevato, lo sostiene la graduatoria delle province meno sicure elaborata per il 2025 dal Sole 24 Ore. Una indagine che misura i delitti commessi e denunciati alle forze dell'ordine nel 2024 ogni 100.000 abitanti. Sulla base delle statistiche della banca dati interforze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Catania è seguita da Palermo al 24°, Siracusa al 27°. Trapani al 63°, Caltanissetta al 69°, Ragusa al 77°, Messina al 92°, Agrigento, 97° post, mentre Enna, al 103°, in coda alla classifica, si distingue tra le 7 province d'Italia con la minore incidenza di delitti denunciati ogni 100.000 abitanti. Le Fiamme Gialle aprono le porte a nuovi finanzieri con un concorso. I particolari in questo servizio. Concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.985 allievi finanzieri alla Guardia di Finanza, per l'anno 2025. Le figure vincitrici saranno destinate al conseguimento della specializzazione antiterrorismo e pronto impiego, soccorso alpino della Guardia di Finanza. Contingente di mare per la specializzazione nocchiere, e motorista navale, operatore di sistema. Al concorso possono partecipare coloro che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 25° anno di età se concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze Armate, del 24° anno di età se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani.
Per partecipare è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea. Ai volontari delle Forze Armate in servizio al 31 dicembre 2020 ovvero congedati entro tale data è richiesto, se concorrono per i posti a loro riservati, il diploma di istruzione secondaria di primo grado. La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12 del 21 novembre 2025, dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. E adesso una pagina dedicata alla cronaca e alla giudiziaria, revoca della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di Daniele Fragapane, 40 anni, di Santa Elisabetta. Il fattivo contributo a suo tempo episodicamente fornito all'attività di Cosa Nostra, seppur di non poco momento, può riverberarsi in termini dimostrativi in una sua residua pericolosità sociale né al deposito della decisione di primo grado avvenuto a distanza di 8 anni addietro da detta episodica disponibilità né tanto più ad oggi. Con questa motivazione i giudici della quinta sezione della Corte d'Appello di Palermo hanno accolto la richiesta avanzata dall'avvocato Giuseppe Barba. Ci spostiamo adesso a Canicattì, dove un neopatentato è stato fermato nel corso di un controllo dai carabinieri ed è stato trovato in possesso di una piccola quantità di marijuana. Il giovane è stato segnalato alla prefettura di Agrigento, oltre ad aver avuto ritirata la patente di guida. Per i prossimi 6 mesi non potrà guidare la sua auto. E una bottiglia di plastica con benzina e 2 cartucce per pistola calibro 44 sono state rinvenute davanti al cantiere di 2 delle 6 imprese impegnate ai lavori in via Caduti di Marzabotto nel quartiere di Villa Seta. Ad occuparsi dell'attività investigativa, dopo aver raccolto la denuncia a carico di ignoti, sono i poliziotti della squadra mobile. L'inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento. La bottiglia di plastica e le cartucce sono state poste sotto sequestro in via Caduti di Marzabotto a Villa Seta. Sono in corso, ricordiamo, lavori di riqualificazione per conto del comune, che ha un progetto di rigenerazione urbana del rione della città. E il Libero Consorzio è impegnato alla sistemazione della viabilità su alcuni tratti delle strade di propria competenza. Sentiamo. Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha incontrato a Palermo il direttore generale di ANAS Sicilia, Nicola Montesano. Si è trattato di un incontro interlocutorio, in vista della riunione convocata dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo per domani su alcuni aspetti della viabilità agrigentina, in particolare sulla possibilità di snellire il traffico nella statale 115 in seguito alla chiusura del viadotto Re per lavori di manutenzione straordinaria. Ho chiesto l'incontro, afferma il presidente Pendolino, per fare il punto su alcune situazioni che coinvolgono direttamente l'ex provincia, e in particolare sulle intersezioni fra le strade provinciali e le statali ove sono in corso lavori di manutenzione. In particolare sono stati affrontati 2 nodi: le criticità derivanti dal senso unico alternato sul viadotto in prossimità del bivio di Milena sulla 189, e il percorso alternativo che coinvolge alcune strade provinciali dopo la chiusura del viadotto Re sulla statale 115 nel territorio di Porto Empedocle. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. E il Libero Consorzio ha anche pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la rimozione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle strade provinciali Grotte Firio Cantarella, Grotte Comitini, Grotte Favara, Bivio Caldare e Favara. La procedura di gara sarà effettuata in modalità telematica e con inversione procedimentale. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 24 novembre 2025 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli.
Le offerte telematiche saranno aperte dalle 8:30 del 25 nella sala gare del gruppo contratti del Libero Consorzio Comunale. Gli interventi dovranno essere eseguiti entro i 365 giorni consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del settore infrastrutture stradali. Previsti tra gli altri posa di gabbionate, di contenimento di pietrame, pozzetti di raccolta delle acque superficiali per il deflusso delle acque meteoriche, ripristino del fondo stradale, pulitura di conette, tombini e ponticelli e poi posa di barriere di protezione, nuova segnaletica verticale e orizzontale e bitumatura dei tracciati. Parliamo adesso di solidarietà perché il Banco Alimentare si prepara alla colletta alimentare prevista per il giorno 15 di novembre. 6 incontri in Sicilia per presentare la colletta 25. Prima ancora di diventare gesto concreto, la colletta alimentare è un'occasione per riflettere, incontrarsi e costruire comunità. In questo spirito nasce il ciclo di incontri La Carità che Educa, organizzati da Banco Alimentare della Sicilia in 6 città siciliane per preparare il territorio e i volontari alla 29ª giornata nazionale della colletta alimentare. Dopo gli incontri svolti a Messina e Ragusa in calendario ci sono Agrigento, Catania, Centuripe, Priolo Gargallo, Paternò e Giarre. Gli incontri rappresentano un momento di dialogo e formazione, un percorso condiviso per comprendere come la carità, quando è vissuta e raccontata, può diventare esperienza che educa, che unisce generazioni e sensibilità diverse. Attraverso testimonianze, riflessioni e confronti, questi eventi intendono far emergere il significato profondo della colletta, non solo gesto solidale, ma cammino di consapevolezza e di relazione con chi vive la fragilità. La colletta alimentare, che si terrà sabato 15 novembre in tutta Italia e in Sicilia, sarà il naturale approdo di questo percorso in cui la riflessione si fa azione. Ad Agrigento l'incontro si terrà venerdì 7 novembre ore 17:30 al Circolo dei Nobili, via Atenea. Sabato 15 novembre partecipa anche tu alla colletta alimentare di Banco Alimentare e dona la tua spesa per aiutare chi è in difficoltà. Colletta alimentare. Un piccolo gesto, un aiuto concreto. In occasione della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebrata ogni anno il 4 novembre, la Marina Militare di Messina ha aperto le porte della base navale alla cittadinanza. Messinesi e turisti hanno avuto l'opportunità di visitare gratuitamente il Forte San Salvatore, con la suggestiva stele della Madonnina, e salire a bordo del pattugliatore d'altura Libra. Il percorso, iniziato dal piazzale Todaro in gruppi di 20 persone, ha previsto diverse tappe all'interno della base. Ad accogliere i partecipanti sul pattugliatore c'era l'ufficiale in seconda dell'unità navale, che ha illustrato le principali attività svolte dalla nave. L'ufficiale Giuseppe Bellistri ha spiegato che il Libra, insieme ad altre 3 navi gemelle, è impiegato principalmente nella salvaguardia della vita in mare e nel soccorso dei migranti, oltre a garantire la sicurezza di pescherecci nazionali e navi mercantili. Ha anche raccontato che recentemente l'unità è stata coinvolta nel trasferimento dei migranti dall'Italia all'Albania. La visita guidata è proseguita sul ponte, dove è collocato un cannone antiaereo risalente agli anni 60, utilizzato finora solo per esercitazioni marittime. Con una gittata di 15.000 metri e un'altezza massima di 7.000 metri, questo armamento antiaereo e antinavale resta perfettamente funzionante. Successivamente, i visitatori hanno avuto accesso alla sala di controllo, luogo strategico per la navigazione con il timone della nave. Dopo l'esperienza a bordo del pattugliatore, i gruppi si sono spostati al Forte San Salvatore. Superando la porta spagnola, i partecipanti si sono ritrovati ai piedi della Madonna della Lettera, dove hanno potuto esplorare l'ex polveriera e attraversare lo storico corridoio circolare interno per raggiungere la stele. Quest'ultima, con i suoi imponenti 27 metri di altezza più 8 della statua, ha regalato uno spettacolo indimenticabile. All'interno del forte, i visitatori hanno anche scoperto le sale espositive,
arricchite dalla collezione privata dello storico messinese Franz Riccobono. La giornata è stata accolta con grande entusiasmo dai visitatori locali, molti dei quali non avevano mai avuto modo di esplorare questo patrimonio storico. Anche una turista australiana e un gruppo di viaggiatori francesi si sono uniti all'esperienza, portando con sé un ricordo speciale di Messina, resa ancora più indimenticabile da una luminosa mattinata di novembre e dal panorama mozzafiato offerto dalla città. Palermo, capitale della biodiversità, l'università, il CNR e la Fondazione Le Vie dei Tesori insieme per valorizzare scienza, ricerca e natura. Della biodiversità attraverso un festival che vuole avvicinare la città a queste tematiche che condizioneranno il nostro futuro nei prossimi anni e che riguardano evidentemente i problemi di una biodiversità che va declinata come una nuova parola da insegnare sia dai bambini più piccoli e alle popolazioni evidentemente più grandi. Questo avverrà attraverso una serie di manifestazioni che coinvolgeranno la città col meccanismo solito e noto della Via dei Tesori, con 4 elementi cardine che sono quelli dell'acqua, del fuoco, del cielo, i soliti meccanismi che faranno in modo di far conoscere la città che cos'è la biodiversità terrena, la biodiversità marina, la biodiversità urbana, con esperienze fatte dai ragazzi con tutor, e tutto questo quindi creerà quel meccanismo di accrescimento culturale che avvicinerà molto bene questa città a un luogo fisico che poi sarà il Gateway. Ce ne sarà un'altra a Venezia, quindi abbiamo un'identità molto specifica grazie anche alla presenza del CNR, che farà in modo di cospargere in qualche modo di cultura, di biodiversità un po' tutta la nostra comunità cittadina. Il CNR inaugura oggi, dopo tante esperienze già fatte, una bellissima collaborazione con l'Università di Palermo, con l'apertura di questo Gateway del Centro Nazionale della Biodiversità, questo progetto che ha coinvolto più di 2000 ricercatori in tutta Italia, 320 milioni dei fondi del PNRR, che ha coinvolto tutto il nostro paese e che ha come eredità più matura proprio questi Gateway, questi centri che sono dei veri e propri spazi con le porte spalancate alla cittadinanza, alla comunità vasta sui temi della biodiversità. Oggi parliamo del Gateway di Palermo con questa manifestazione, questo festival molto bello a coinvolgimento di tutta la città, e contemporaneamente stiamo lavorando per lo stesso evento fra qualche settimana a Venezia, e con l'apertura anche in quel caso del Gateway, quindi questo spazio dedicato alla cittadinanza ma alla ricerca, alle imprese anche a Venezia. L'orto sarà chiaramente coinvolto pienamente in questo festival, essendo il cuore della biodiversità, e avremo modo di parlare di biodiversità per esempio attraverso i profumi, perché è veramente il modo in cui la biodiversità della natura si esprime in una maniera incredibile, multisfaccettata. Pensate che la stessa pianta coltivata in luoghi diversi ad altezze diverse può fornire oli essenziali con profumi diversi, quindi la biodiversità attraverso i profumi è una delle vie in cui parleremo di questo argomento. Termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che la nostra informazione potete seguirla sul 93 alle ore 15, alle ore 20 e alle 9 del mattino, sul 268 in tutta Italia e ancora sui nostri canali social, YouTube, Facebook e tutti i canali nei quali siamo presenti e attraverso i quali ci seguite. Vi ricordiamo anche il nostro sito con la TV online www.televideoagrigento.tv. Appuntamento alle prossime edizioni.